Aveva inventato un nome falso e operato per 2 anni in 4 strutture sanitarie romene come chirurgo plastico, ma il suo unico titolo di studio non falsificato era il diploma di terza media. Matteo Politi, veneziano di 39 anni, aveva scelto la Romania per crearsi dal nulla una nuova identità dopo alcuni guai con la giustizia italiana. Così era nato Matthew Maud, luminare della chirurgia plastica specializzato in interventi al seno, con una sfilza invidiabile di titoli e riconoscimenti dalle più prestigiose università statunitensi, tutti rigorosamente inventati, con abbastanza abilità da ingannare il sistema sanitario del paese est europeo, ma non i giornalisti di un quotidiano del luogo che hanno scoperto la verità dopo le segnalazioni di alcuni infermieri. Il presunto chirurgo ignorava infatti le più elementari regole della sala operatoria. Sconosciuto in Romania, Politi era invece notissimo a Verona, dove nel 2011 aveva patteggiato una pena di 1 anno e mezzo per aver sottratto l'identità a un vero medico, riuscendo a esercitare abusivamente la ben retribuita professione. A scoprirlo la polizia municipale del comune Scaligero.